Il presidente della Repubblica di Albania, Ilir Meta, lo aveva annunciato ieri nello storico incontro a San Demetrio Corone con il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella. Nel suo discorso ai rappresentanti istituzionali nel collegio di Sant'Adriano, Meta più volte ha ribadito la volontà dell'Albania di intensificare i rapporti economici con la Calabria. Oggi il presidente, incontrando gli industriali a Corigliano Calabro, ha detto che il suo paese nel prossimo anno, a giugno, inizierà con la Commissione europea il negoziato per l'adesione all'Unione Europea. L'Albania, ha sottolineato, oggi è un paese stabile sia politicamente che in termini economici finanziari, rappresenta un importante mercato di sbocco per le imprese italiane e calabresi. La vicinanza geografica e gli stretti rapporti socioculturali fanno sì che l'Italia sia il principale partner economico dell'Albania. Sono circa 2660 le imprese italiane che lavorano nel paese delle Aquile, secondo i dati resi noti da Banca Italia. Il presidente di Un'Industria Calabria, Mazzuca, ha sottolineato il valore degli scambi commerciali. Nel 2016 le esportazioni calabresi verso l'Albania hanno pesato moltissimo, soprattutto la manifattura, così come le importazioni. Il presidente Meta, che presto tornerà in Calabria, ha evidenziato come negli ultimi 30 anni di democrazia l'Albania sia ripartita come paese dinamico, produttivo e attrattivo per le imprese italiane. L'auspicio, ha concluso, è che si possano creare sinergie importanti per i nostri territori. Il viaggio del presidente Meta nella nostra regione è cominciato 3 giorni fa con l'incontro a Germaneto, nella sede della cittadella regionale, con il presidente Oliverio.